2 operazioni congiunte contro l''ndrangheta, 65 arresti per i carabinieri di Gioia Tauro, 13 invece per i ROS di Brescia. Il principale indagato è Umberto Bellocco, 39 anni, detto Chiacchiera, è ritenuto il boss reggente dell'omonima cosca di Rosarno. In un'occasione il boss sarebbe persino intervenuto dal carcere per scongiurare un potenziale eccidio, nel contesto di tensioni con un altro influente clan di Laureana di Borrello. Bellocco, proprio quando la situazione sembrava destinata a degenerare nello scontro armato, avrebbe telefonato dalla sua cella per intervenire alla riunione di 'ndrangheta voluta per invocare la tregua. Seregno, se mi faccio male io, ti fai male pure tu, le avrebbe urlato lui dalla finestra. Ubriaco, sarebbe poi uscito dall'appartamento e si sarebbe scagliato con violenza inaudita contro di lei. Strattoni, calci, grida. Poi l'avrebbe trascinata per i capelli sull'asfalto, spaccato il parabrezza dell'auto e il telefono. Così, tra botte e umiliazioni, per quasi un'ora. In tutto questo, la bambina di 3 anni, figlia dei due, abbandonata a se stessa, lasciata sola in casa. Quando i carabinieri sono intervenuti, la piccola era spaventata più che mai. Il 39enne è stato arrestato per i reati di lesioni personali e rapina. Alla cappella espiatoria di Monza ci sono 163 corone in attesa di un restauro. È stato lanciato un appello attraverso l'Art Bonus, il sito www.studiosc.net, invitando a fare un piccolo investimento da 300 a 3.000 euro, deducibile grazie al bonus. Le corone, ben 163, sono quelle che imperatori, re, istituzioni, associazioni di tutto il mondo inviarono alla famiglia reale italiana in memoria di Umberto I di Savoia, ucciso il 29 luglio 1900 a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci. Ogni corona, costruita in bronzo o in ferro, ha diversi gradi di usura, dovuti al tempo e all'inquinamento. Mondiali di calcio semifinali, Argentina-Croazia 3-0. All'Lusail Iconic Stadium l'Argentina di Scaloni demolisce la Croazia di Dalic. L'albiceleste sfrutta la giornata di grazia del suo solito capitano Lionel Messi, che prima trasforma un calcio di rigore e poi sforna un assist clamoroso a Julián Álvarez, che firma una doppietta. L'Argentina giocherà la finale domenica contro la vincente di Francia-Marocco.